Amici sportivi degli Atletici, un caloroso saluto da Enrico Pigato. Siamo allo Stadio Mercante di Bassano dove per la 24esima giornata di campionato si sfideranno i padroni di casa contro i Rimini. Partita molto tosta, i Rimini sono quartultimi in classifica e hanno bisogno di punti per non andare nelle zone play-out della classifica. Il Bassano invece deve per forza vincere perché con la sconfitta dei Rimini mercoledì scorso contro il Forlì si vedono superati proprio dai forlivensi. Quindi in questo momento il Bassano è fuori dalla zona play-off. Non solo, oggi il mister Rastelli schiera una formazione completamente rivoluzionata, addirittura panchina per Berrettoni, fuori Stevani infortunato, Proietti squalificato, davanti in campo andranno Longobardi e Zizzari con Correa dietro le punte. Amici sportivi, questa sarà una partita veramente molto delicata dove in campo vedremo una battaglia vera. Non muovetevi, rimanete con noi. Scelte coraggiose quindi oggi per mister Rastelli che cambia anche il modulo, torna al suo tanto amato 4-3-3, torna in campo anche il capitano Andrea Basso, assieme a lui in difesa ci saranno Nicola Bizzotto, Shadi Gosè e Matteo Bertoli, a centrocampo un altro ritorno, quello di Gianmarco Conti, che farà linea mediana assieme a Lucas Correa, Marcello Matteos, davanti come già detto Ferretti, Longobardi, Zizzari. Arbitra l'incontro il signor Di Ruperto Carmine di Nocera Inferiore. Il Bassano parte subito con il piede nell'acceleratore e al primo minuto arriva già la prima occasione. Zizzari solo davanti a Scotti, calcia ma l'arbitro fischia posizione di fuorigioco. Quinto minuto, bella azione manovrata da Correa per Longobardi che salta bene il suo avversario ma sbaglia l'ultimo passaggio. Settimo minuto, punizione Bassano. Correa tocca per Bertoli che calcia, ma la palla è troppo debole, Scotti para facilmente. Al 12° minuto si vede anche Rimini, da calcio d'angolo, azione convulsa, Morga recupera una palla che sembrava persa, la mette in mezzo sulla corrente Unescu che calcia bene ma la palla finisce sopra la traversa. Un minuto dopo è Zizzari che ha la palla buona, entra bene in area ma alla fine si fa recuperare da un difensore e l'azione svanisce. 14° minuto, Spighi dalla destra, calcia bene ma la palla esce alla sinistra di Cano. 24° minuto, Morgan entra in area, calcia di sinistro, palla fuori. 25° minuto, occasionissima Bassano, Daniele Ferretti inventa un tiro da 30 metri di sinistro che va a stamparsi sul palo e Longobardi non riesce col tapin vincente. 27° minuto, calcio di punizione per i Rimini, Taddei calcia da 30 metri, palla debole, Paracano. 33° minuto, bella azione Rimini, Palazzi mette dentro una palla filtrante che Taddei raccoglie, si presenta solo davanti a Cano ma calcia debolmente e para il portiere bassanese. Al 37° minuto, bella azione Bassano, Marcello Matteos non se la sente di calciare al volo un cross arrivato dalla sinistra e da qui l'azione sfuma con la difesa che mette in calcio d'angolo. Al 39° minuto Marcello Matteos insacca sotto le gambe di Scotti una palla che gli viene servita da Longobardi, palla filtrante e il Bassano è in vantaggio. Marcello Matteos. Secondo tempo, al secondo minuto è già il Bassano avanti, da un cross di basso Zizzari colpisce di testa, para Scotti. 11° minuto, corner di Correa, Bertoli arriva bene di testa in tuffo, la palla esce di poco. 16° minuto, altro calcio d'angolo, Berrettoni mette bene in mezzo, Zizzari anticipa tutti ma la palla finisce fuori. Al 22° minuto Brighi non riesce ad approfittare di un bellissimo passaggio di Spighi e calcia male Paracano. 24° minuto, grande numero di Berrettoni che smarca Correa, crossa subito in mezzo ma Zizzari non aggancia. È un Bassano che sta letteralmente dominando il gioco con bellissime azioni. Al 26° minuto infatti Furlan entra bene in area, calcia di destra ma Scotti para in due tempi e poi mette in calcio d'angolo. Al 31° minuto si rivede anche Rimini, grande cross di Spighi dalla destra, Zanini anticipa Furlan, stacco imperioso, para Cano. 35° minuto, da 30 metri Lucas Correa calcia di sinistro, si distende Scotti e para. 39° minuto, Zanini al volo di sinistro, calcia bene, para Cano.
Al 47esimo minuto Zizzeri ha l'occasione per raddoppiare tutto solo in contropiede davanti a Scotti, calcia male e qui l'arbitro fischia alla fine. Si chiude in festa la 24esima giornata di campionato, il Bassano vince meritatamente, tante occasioni da una parte e dall'altra, gli uomini di Rastelli oggi molto ordinati, concentrati, una vittoria che vale 3 punti pesanti in zona playoff, molte partite oggi sono state rinviate, quindi la classifica definitiva la vedremo fra qualche settimana, quello che conta è che il Bassano torna poderosamente nella zona playoff. Un Rimini che ha dato tanto, che sembrava in grado di poter vincere questa partita nel primo tempo, poi nel secondo tempo sono usciti i giocatori giallorossi, soprattutto Correa, poi abbiamo visto un buon Ferretti, abbiamo visto insomma un Bassano molto deciso. Questo è sicuramente un buon ritorno di giallorossi. Raccogliamo anche un parere di un tifoso VIP, il coordinatore del tifo giallorosso, Gian Antonio Bertoncello. Questo Bassano, cosa ne pensi? Guarda, oggi è stata una partita che ha dimostrato quello che in settimana noi tifosi a Bassano dicevamo. Abbiamo dei ragazzi che in questo momento stanno vivendo dal punto di vista atletico e fisico un calo di tensione. Domenica ad Alessandria non abbiamo pareggiato per questo motivo. Bravo al mister che ha fatto scelte coraggiose oggi. Chi è entrato in campo, cito 2 giocatori per tutti, il Ferretti che ha dato l'anima e il cuore, Marcello che come sempre dà l'anima e il cuore, ma direi un po' tutti oggi. È stata la vittoria perché l'hanno voluta e sicuramente su questa strada potremo vincere sicuramente domenica e ritornare a essere il Bassano che noi tutti speriamo di rivedere presto. E soprattutto puntare a questa zona playoff e non solo, magari anche la promozione diretta a questo punto. Ma guarda, non sono io che lo dico, abbiamo dei giocatori che meriterebbero sicuramente la prima divisione. È che qui purtroppo subentrano tanti fattori, gli infortuni, il calo fisico. Quest'anno mi sembra che stiamo forse vivendo il momento peggiore nel momento più giusto, nel senso che abbiamo la fine del campionato dove possiamo riprenderci, dimostrare alla grande quello che valiamo e soprattutto se giochiamo con questo spirito, con questo cuore, per i giallorossi sarà sicuramente un futuro roseo. I playoff sono sicuramente alla nostra portata. Maurizio Dudi, allenatore in seconda del Rimini, oggi la sua squadra ha fatto bene nel primo tempo, nel secondo tempo non c'è stato niente da fare. No, io credo che la squadra ha fatto bene sia nel primo tempo che anche nel secondo. Noi sapevamo che era una partita molto difficile, però credo che i ragazzi sono sempre stati in partita. Nel secondo tempo hanno cercato di mettere in difficoltà il Bassano, cercando di portare a casa un pareggio che sicuramente sarebbe stato forse il risultato finale più giusto sotto il mio punto di vista. Purtroppo è un momento in cui noi le cose non ci vanno bene come noi vogliamo, magari le occasioni che ci capitano noi non riusciamo a buttarle dentro e poi magari gli avversari alla prima occasione importante riescono a fare gol e poi tutto diventa difficile, però credo che oggi la squadra ha fatto una grande prestazione contro una grande squadra che è il Bassano. Sì, effettivamente abbiamo visto il Rimini messo bene in campo. Quanto può pesare in questa sconfitta la partita che avete giocato mercoledì recupero? Ma io credo che niente, noi dobbiamo soltanto uscire da questo momento che è un momento purtroppo molto lungo e chiaramente credo che la partita di mercoledì non sia soltanto pesata sotto l'aspetto se vogliamo, della stanchezza, della condizione fisica, però la squadra, come dico, ha corso fino dal primo all'ultimo istante. Noi abbiamo soltanto bisogno di avere un po' di fortuna che ci sta mancando, perché anche oggi noi abbiamo avuto le occasioni abbastanza importanti per buttare la palla dentro, non ci siamo riusciti. E nel secondo tempo a me sembra che il Bassano se è partito più che altro in contropiede, noi abbiamo cercato di fare la partita, però come dico il Bassano onore a loro che hanno vinto 1-0 perché chi vince ha sempre ragione. Ecco. Mister Claudio Rastelli, è arrivata la vittoria tanto attesa, ma è arrivata anche una gran bella prestazione. Sì, abbiamo fatto una buona gara, come l'avevamo preparata, tatticamente perfetta e con tanto temperamento. La squadra ha corso, ritmi alti come avevamo sottolineato in settimana e anche tanta qualità. Per cui vuol dire che quando lavoriamo bene, vuol dire che quando abbiamo tutti la testa nella partita riusciamo a fare prestazioni buone. Un Rimini che è partito molto forte, ha cercato di disorientarvi, ma lo avete bloccato bene per poi uscire e ripartire. Sì, sapevamo quelle che erano le loro qualità con Spighi e con Taddei, che erano 2 giocatori che se giocavano tra le linee diventavano imprevedibili, per cui non dovevamo dare quegli spazi lì a quei giocatori lì. Poi abbiamo anche un po' sofferto, ma ci sta una partita in casa importante con una buona squadra come quella del Rimini. L'importante è aver portato a casa i 3 punti che sono sicuramente fondamentali per non perdere terreno con quelle davanti.
Oggi ha messo in campo un 11 completamente rivoluzionato, quindi probabilmente settimana avrà studiato qualcosa di diverso. Sì, come ho sempre detto, io ho una rosa abbastanza varia, con buone individualità, per cui ho libertà di scelta con giocatori che in questo momento vedo più in forma, anche variando l'assetto tattico. La mancanza di Stefanini all'ultimo minuto ha un po' cambiato quelli che erano i programmi di come avevamo impostato la partita, però avevo provato anche questa soluzione, non abbiamo problemi poi a cambiare anche velocità se tutti siamo dentro la partita, se tutti siamo concentrati. Ha messo in campo un solo under dall'inizio, probabilmente anche il discorso infortuni dipende anche da questo, insomma. Ma oggi praticamente dei 3 titolari, fra virgolette titolari under, non ce n'era neanche uno. Abbiamo preferito sfruttare questa partita, ma proprio perché non avevamo poi semmai cambi negli stessi ruoli. Avrebbe potuto giocare Maestrello, ma poi non avrebbe avuto un cambio adeguato davanti. Per cui abbiamo sfruttato questa occasione per non giocare senza Andy, anche perché questa squadra qui doveva dare un segno soprattutto di compattezza nel nucleo importante della squadra. Una squadra che è formata da buoni giovani, ma che deve avere l'intelligenza dei giocatori esperti che hanno già tanti campionati sulle spalle è importante. Questa partita qui era anche per sottolineare che quei giocatori lì erano e sono importanti per questa squadra. Oggi il mister ha tante partite rinviate, le prime 2 di testa hanno perso entrambe per parte del Castiglione, quindi una classifica che si accorcia ulteriormente. Peccato per la Pro Patria, speravo che vincesse onestamente perché ha vinto il Venezia, ma è un campionato, come ho sempre detto, livellato, non è niente di scontato. Possiamo come sempre far bene con chiunque, ma vediamo che le altre partite che tutti sono sotto pressione, tutti riescono a fare prestazioni buone quando sono motivati. Il Venezia sta avvenendo sulla grande, ci sono squadre come il Mantova che sono di rincorsa, squadre come il Savona, la Pro Patria, lo stesso Castiglione che non mollano un centimetro tranne oggi. Per cui sarà battagliato fino in fondo. Noi dovremo essere bravi a non demoralizzarci quando cadiamo in errore e non abbassare la guardia. Noi dobbiamo giocare con questa intensità, con questa qualità, e credo che potremo dire la nostra anche noi. Andrea Basso, il tuo rientro in campo coincide con una bella vittoria, un Bassano rilanciato, questa è una bella vittoria. Sì, una vittoria di carattere e di squadra, diciamo, e quindi siamo veramente orgogliosi di quello che siamo riusciti a mettere in campo oggi, perché non era facile, era una situazione parecchio complicata e siamo riusciti poi a renderla meno complicata in campo. Un Rimini che è partito subito forte, avete saputo tenerlo a bada per poi uscire e colpire. Sì, perché loro sono un'ottima squadra che sta vivendo una stagione un po' difficile per varie vicissitudini, però noi siamo riusciti appunto a contenerli nel loro momento migliore per poi uscire e colpire come abbiamo fatto, e mancando anche credo più volte il secondo gol che avrebbe potuto chiudere la partita, ma va bene così. Abbiamo visto oltretutto un Bassano rinvigorito, un Bassano che gioca meglio, quindi forse avete trovato anche il bando della matassa e da qui in avanti sarà tutto un colpire, insomma. Ma speriamo, insomma, noi lavoriamo quotidianamente per cercare di fare il meglio e credo che siamo comunque sulla buona strada, perché una prestazione come quella di oggi gratifica e ti dà fiducia per il futuro. Un campionato che continua a sorprendere, Castiglione e Pro Patria oggi hanno perso, il Venezia ha vinto, stava venendo su bene, quindi partite sempre toste e dure. Eh sì, è un campionato molto combattuto, molto livellato nei valori, e quindi secondo me questo può essere un vantaggio, perché abbiamo la possibilità, stando là davanti, di potercela giocare fino alla fine. Nicola Bizzotto, grande vittoria del Bassano, un Bassano sicuramente rilanciato a questo punto. Buonasera, sì, una vittoria importante. L'obiettivo di oggi, diciamo, l'obiettivo primario era portare a casa questi 3 punti e penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione dal punto di vista del carattere, in quanto fino alla fine abbiamo dimostrato di essere compatti, uniti e di voler portare a casa questa vittoria fino agli ultimi minuti. Ci siamo dati una mano tutti insieme e dal campo quello che ho notato in prima persona è stato questo, spero si sia visto anche da fuori. Comunque l'importante era, come ho detto, portare a casa la vittoria. Si è notato sicuramente una forza di gruppo, quello che forse nelle ultime partite diciamo non è mancato, ma è venuto un po' meno, insomma, quindi il gruppo è quello che ha determinato oggi la vittoria. Sì, magari
magari può essere stato notato meno nelle ultime partite, però penso che la forza di questa squadra è l'unione di intenti, il fatto di essere tutti coesi, se si può dire, verso lo stesso obiettivo e ragionando di partita in partita. Quindi era importante ripartire col piede giusto già da oggi e il primo tassello l'abbiamo messo, insomma. Tra l'altro abbiamo visto che una difesa concentrata, attenta, ha concesso poco contro un Rimini che è sicuramente piazzato bene a livello di attacco. Sì, hanno dei singoli molto importanti loro in squadra, lo sapevamo, e siamo stati bravi, penso, sia nella fase difensiva che con fase difensiva intendo tutti quanti, in quanto i palloni che riuscivamo a recuperare noi difensori venivano poi gestiti al meglio dai centrocampisti e poi portati agli attaccanti in maniera molto efficace, per cui c'è stato, come detto, un gran lavoro di squadra che è solamente con questo, che e noi lo sappiamo, che possiamo ambire a traguardi importanti, per cui siamo sulla strada giusta. Ti rivolgo la stessa domanda che ho fatto al mister e al tuo compagno Basso, una classifica che si delinea strana, oggi per parte del Castiglione hanno perso, il Venezia ha vinto, sta venendo su bene, quindi un campionato che si fa sempre più duro. Sì, sempre più duro ma sempre più avvincente, per cui deve essere uno stimolo in più, sapere che ci sono molte squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo, per cui sarà una bella battaglia da qua alla fine, mancano 10 partite, per cui andiamoci dentro.